Villa Ca' Marcello. 5 secoli di storia e di personaggi illustri che hanno fatto la grandezza della famiglia Marcello. Un doge, un compositore, un ammiraglio. E poi questo parco meraviglioso, con viali di tigli, una peschiera, una colombaia. E naturalmente lei, una meravigliosa villa, uno dei gioielli di Valle Agredo. Grazie, Tone, che mi fai da cicerone. Mi hai portato una villa veneta, io le adoro. Pensa che questa è una delle ville più famose di Valle Agredo. Io spero che poi tu voglia visitare anche un ben meno celebre bilocale che occupo io a Campo San Piero. Scusa, non ho capito. Beh, è meglio così. Andiamo. Bellissimo! Guarda che romantico! Io quando mi sposerò farò qui la mia festa di matrimonio. Beatrice, ti prometto che quando vorrai organizzare il ricevimento di nozze qui a Villa Ca' Marcello provvederò io tutto. La musica, il vino, la torta, i fiori, lo sposo. Ok. Devi sapere, mia cara Beatrice, che questa villa è stata costruita nel 1500 dalla nobile famiglia dei Marcello. Pensa, ancora oggi i suoi discendenti la abitano e se ne prendono cura. Ma tu li conosci? Ma certo! Se vuoi te li presento. Oh sì, ti prego. Ho sempre voluto conoscere un uomo di sangue blu e innamorarmi di lui. Intendevo dire che conosco il giardiniere, non il conte. Ma il giardiniere non ha il sangue blu. No, però ha il pollice verde. Lo sai, Tony, io domani parto. Mi mancherà tantissimo le tue grandi abilità di guida turistica. Anzi, ne avrò bisogno ancora per l'ultima volta. Mi sai dire dove posso trovare un ristorante che si mangia bene? Vorrei andarci con una persona speciale. Ma certo, noi qui di Valle Agredo ci teniamo molto alle nostre tradizioni enogastronomiche e quindi per me non sarà difficile indicarti un'ottima trattoria. Guarda, esci dal vialetto qui, giri a sinistra, prendi quel cancello grande e ti... Ma dov'è che hai l'appuntamento con la persona speciale? È qui, davanti a me. Forza, andiamo!